Ha iniettato della morfina ad un neonato provocandogli un'overdose ed un arresto respiratorio. Infermiera arrestata all'ospedale di Verona. Il piccolo è gravissimo. Tragedia nella notte a Giavera del Montello. Un uomo ha perso il controllo della propria auto che è uscita di strada e ha preso fuoco. Il conducente è morto carbonizzato. La confessione di un tradimento all'origine del raptus omicida che ha spinto Francesco Mazzega ad uccidere la fidanzata Nadia Orlando. La tragedia sul ghetto del fiume Tagliamento. Anziana padovana aggredita da un veneziano mentre fotografa la nipotina in Campomanina, Venezia. Il folle gesto di un uomo esasperato dalla presenza di troppi turisti. Nonostante l'annuncio di controlli di sicurezza a bordo di tram e corriere, continuano le aggressioni ai dipendenti delle aziende di trasporto di Padova. L'ultimo caso martedì, vittima una donna. Vincita record nella ricevitoria di Caorle. Il sindaco lancia un appello al fortunato vincitore dei 77 milioni di euro. Si ricordi di aiutare il comune. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 Nord-Est. In primo piano la cronaca con una notizia, l'avete sentita dai titoli, di un fatto gravissimo che si sarebbe verificato all'ospedale di Verona. Un'infermiera è stata arrestata questa mattina dagli uomini della squadra mobile. La donna avrebbe somministrato ad un neonato della morfina causandogli un'overdose e provocandogli un arresto respiratorio. Il piccolo ora si trova ricoverato in gravissime condizioni e sta combattendo tra la vita e la morte. Non si conoscono le cause di questo gesto, ma secondo gli investigatori la donna avrebbe somministrato della morfina senza prescrizione medica e necessità terapeutica. L'infermiera è stata fermata ed arrestata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Livia Magri su richiesta del pubblico ministero Elvira Vitulli. Secondo alcune testimonianze la donna aveva definito il bimbo, mentre lo teneva in braccio vicino a delle altre colleghe, rognoso. Per lei sono scattate le manette. Al neonato, che ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale civile di Verona, sono state effettuate tutte le analisi che hanno confermato la presenza di oppioidi nel sangue. Naturalmente maggiori aggiornamenti su questo grave episodio nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E proseguiamo con la cronaca, andiamo nel Trevigiano, dove nella notte si è verificata l'ennesima tragedia della strada. A Giavera del Montello il conducente di una Fiat Punto è morto carbonizzato nella sua auto. L'identità dell'uomo non è ancora stata accertata. Sentiamo. L'auto che sbanda, l'uscita di strada, il terribile schianto contro la spalletta di cemento di un canale di scolo, la macchina che prende fuoco senza lasciare scampo al conducente. La tragedia poco dopo le 3 del mattino a Giavera del Montello. La vittima, morta carbonizzata nell'abitacolo, non è ancora stata identificata. Partendo dalla targa della macchina e dal suo intestatario, i carabinieri della compagnia di Montebelluna, intervenuti nella notte sul posto, stanno cercando di accertarne l'identità. È presumibile che si tratti di un uomo, un residente della zona. L'uscita di strada non ha coinvolto altre vetture. L'incidente in via Fante d'Italia, quasi all'altezza dell'ingresso dell'azienda Nonno Nanni. L'uomo ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto. La macchina si è incendiata all'arrivo dei soccorritori, allertati dai residenti, svegliati dal botto e dal bagliore delle fiamme. La vettura era stata ormai divorata dal fuoco. Le operazioni di recupero del mezzo e la messa in sicurezza della carreggiata sono terminate alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ed ancora cronaca con la notizia di un incidente sul lavoro che si è verificato alla periferia di Mestre questa mattina alle 10:45 nel quartiere di Zelarino. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Scaramuzza per soccorrere 2 operai che sono caduti con il cestello di una piattaforma aerei sui binari della linea ferroviaria. I 2 operai stavano effettuando la potatura di alcune piante ad oltre 10 metri d'altezza a ridosso della strada ferrata, che da qualche tempo non è più utilizzata, quando per cause ancora in corso di accertamento il camion si è rovesciato con conseguenze caduta sui binari del braccio e della piattaforma aerea, con i 2 operai che sono rimasti feriti, stabilizzati dopo l'intervento dei sanitari del 118 dell'ospedale di Mestre. Sono appunto stati ricoverati in ospedale.
Ed ora andiamo in provincia di Pordenone con l'ennesimo grave episodio di femminicidio. La confessione di un tradimento sarebbe all'origine del raptus omicida che ha spinto il 36enne Francesco Mazzega a strangolare a morte la fidanzata Nadia Orlando. La tragedia, spiegato l'uomo agli inquirenti, si è consumata sul greto del fiume Tagliamento all'interno della Toyota Yaris con cui il 36enne si è presentato la mattina dopo con il cadavere al suo fianco alla caserma della Polizia Stradale di Palmanova. Sentiamo. Mi ha detto di avermi tradito, non ci ho visto più, prima l'ho insultata e poi l'ho afferrata al collo. Questa, in estrema sintesi, la confessione di Francesco Mazzega, un raptus di gelosia costato la vita alla 21enne Nadia Orlando, stretta fino al soffocamento da quella presa che il fidanzato nemmeno ricorda quanto sia durata. Non è neppure chiaro se il tradimento fosse reale o solo una scusa, un motivo di distacco per troncare quella relazione che a Nadia stava stretta, come aveva già confessato al padre settimane prima, riferendo come il 36enne fosse oltremodo possessivo e geloso. Pare non sapesse come chiudere quel rapporto che le provocava evidenti sofferenze emotive. La fine della giovane si è consumata proprio a bordo di quella Toyota Yaris con cui Francesco si è presentato alla caserma della Polstrada di Palmanova la mattina seguente al delitto. Si trovavano sul greto del fiume Tagliamento, a poca distanza dall'abitazione in cui la ragazza viveva assieme ai genitori, e lì che Nadia ha confessato il tradimento, vero o inventato che fosse, parlando di un approccio con un ragazzo in Sagra, a Vidulis, la sera prima, dove lavorava con le amiche ai chioschi. Quindi la raffica di insulti di lui, uno schiaffo della giovane sentitasi aggredita e infine la stretta al collo mortale. I segni di disagio nella coppia erano già evidenti dalle sere precedenti, eppure al lavoro, alla Lima di San Daniele, dove erano entrambi occupati, non si erano stemperati per nulla, ed ecco la necessità di quell'incontro serale. Un appuntamento per chiarire, finito in tragedia, a cui le lacrime e lo smarrimento di Francesco, trasferito ieri al reparto di psichiatria di Udine dopo aver minacciato di togliersi la vita, non potranno in alcun modo porre rimedi. Ed ancora cronaca dalla Marca trevigiana, tredicenne ucciso dalla leucemia caduto a Castelfranco. Da 5 anni combatteva contro una grave forma di leucemia. Purtroppo le cure non sono riuscite a salvarlo. Si è spento ad appena 13 anni il piccolo David Guidolin, residente a Salvarosa di Castelfranco. Negli ultimi 5 anni era stato ricoverato più volte all'oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova, dove aveva subito anche il trapianto di midollo. Aveva lottato con forza e determinazione senza mai perdere il coraggio, ma alla fine la malattia ha avuto il sopravvento. Il piccolo David lascia i genitori, una gemella, Raya, il fratello Alex e la sorella Asia, ai quali il piccolo Davide era molto legato. L'ultimo saluto al ragazzo si terrà venerdì alle 11 presso la sala del commiato di Via Riccioli a Treviso. E ora andiamo nella Marca, dove monta la protesta in 2 comuni per l'arrivo vero o presunto di richiedenti asilo. Ci aggiorna Lina Paronetto. Sì, buongiorno. C'è dunque in vari centri della Marca, come dicevi, come anticipavi tu, questa allerta, diciamo, per l'arrivo di migranti. Il sindaco di Fonte già nei giorni scorsi aveva espresso la sua amarezza, in particolare per il fatto di non essere stato direttamente avvisato del possibile arrivo di richiedenti asilo in strutture private del suo comune, in particolare in un'ex struttura religiosa ONE di Fonte, e lo stesso sta avvenendo in realtà tra l'amministrazione comunale ma anche i residenti di Francenigo, la frazione di Gaiarine, dove sempre un privato avrebbe già acquisito un immobile per ospitare entro la fine dell'anno, da quello che si sa al momento per quanto riguarda la tempistica, ecco, ospitare anche in questo caso dei richiedenti asilo. Naturalmente amministrazioni locali, primi cittadini, ma anche residenti e forze politiche locali stanno ovviamente drizzando le antenne per cercare di capire cosa succederà e soprattutto manifestano la loro amarezza, ecco, per il fatto di non essere ufficialmente informati di quello che avviene nei loro territori. Naturalmente servizi su queste 2 situazioni, a Fonte e a Gaiarine, nei telegiornali di questa sera, e con questo ti restituisco la linea.
Ed ora andiamo a Venezia con un servizio che riporta in primo piano l'altra faccia del degrado in città, quando l'intolleranza dei veneziani esasperati può diventare fonte di pericoli molto più gravi di qualsiasi comportamento tenuto dai turisti. Sentiamo. Uno scoppio di violenza immotivata, alimentato dall'intolleranza serpeggiante tra i veneziani non solo per i turisti maleducati, ma per chiunque visiti la loro città. Un'anziana 77enne di Padova, venuta a Venezia a trovare alcuni parenti, stava facendo una foto alla nipotina di 6 anni in Campo Manin. Irritato per il presunto intralcio alla circolazione, un erboruto veneziano le ha rifilato un improvviso spintone, accompagnato da una tipica espressione locale, facendola cadere a terra e battere la testa di fronte agli occhi terrorizzati della bambina. Il codardo è poi fuggito prima che la pattuglia di lagunari in servizio nella zona riuscisse ad acciuffarlo. L'anziana, tramortita dalla botta, è stata soccorsa dai militari, continuava a vomitare a causa dello shock. Trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civile, è stata medicata per il trauma cranico. Una volta ripresa si è assicurato che denuncerà l'aggressore, ma non prima di essere tornata a Padova, luogo civile dove si è ancora liberi di scattare foto per strada senza rischiare la vita. Nonostante l'annuncio, andiamo quindi ora a Padova, nonostante l'annuncio di controlli di sicurezza a bordo di tram e corriere, continuano le aggressioni ai dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico padovano. L'ultimo episodio è accaduto martedì, vittima una controllora. Ancora un'aggressione sul tram ai danni di una controllora dell'APS Bus Italia. A pochi giorni dal via dei pattugliamenti dei carabinieri sui mezzi pubblici della provincia, dopo 2 aggressioni ai danni di un autista e di un altro verificatore, martedì pomeriggio a farne le spese è stata una 30enne dipendente che è stata assalita al collo da un giovane nordafricano scoperto senza biglietto a bordo del Siluro Blu. È successo alla fermata davanti ai giardini dell'Arena. Il giovane, alla richiesta del biglietto, avrebbe preso per il collo la dipendente di Bus Italia, che indossava la regolare pettorina gialla. La donna è stata salvata da 2 colleghi di lavoro che si trovavano al suo fianco a bordo del Giotto. I 2 hanno immobilizzato l'aggressore e chiamato la polizia, arrivata in pochi minuti a bordo del mezzo. La controllora, portata in pronto soccorso, ha avuto una prognosi di 10 giorni per escoriazioni al collo e alle braccia. Il magrebino è stato portato in questura ed identificato. Un episodio che ha terrorizzato i giovani controllori dell'APS Bus Italia, assunti a termine fino al mese di novembre, e tutti piuttosto giovani. Infatti, secondo i sindacati, costoro andrebbero affiancati da colleghi più esperti e vanno incrementati al più presto i servizi di polizia e carabinieri a bordo di bus e tram. E restiamo a Padova perché ieri è stata inaugurata la tanto attesa caserma dei Vigili all'Arcella. Sentiamo. Questa è l'Arcella, siamo oberati da tutti questi spacciatori, specie il bingo, che di notte non si dorme neanche più perché urli sì. Finiamo la presentazione, ma è giusto che parli che la gente... La voce dei cittadini dell'Arcella si fa sentire durante l'inaugurazione della sede della polizia locale, via Aspetti 235. Da anni i residenti l'aspettavano, gli uffici vuoti erano una provocazione inaccettabile in un quartiere che ha bisogno di sicurezza da sempre, e noi al fianco dei cittadini abbiamo sempre sostenuto e chiesto a gran voce che questa sede venisse aperta. Questa sede da domani attua l'apertura al pubblico in 2 giorni alla settimana. C'è l'avviso all'esterno, per cui il martedì mattina dalle 9 alle 12, il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 ci sarà sempre un agente di polizia locale che riceve le vostre segnalazioni, vi fornisce le informazioni nel limite delle competenze. C'è anche il sottoscritto che era in ufficio qua e gli assessori, in modo tale da parlare con la gente e ascoltarli. Per noi che abbiamo sempre dato voce alle richieste e alle necessità dei cittadini, l'apertura del presidio è una prima vittoria. Per il momento saranno operativi 20 vigili, ma presto potrebbero essere aumentati a 35. Intanto le richieste dei cittadini sono già molte. Sono drogati, spacciano, sono dei cinesi, io devo andare dentro a chiedere di spostare le macchine per entrare a casa mia. Ma gliel'ha detto una volta questo? Sì. No, abbiamo fatto esposti, continuiamo a chiamare, la gente è stanca. All'inaugurazione non si è visto l'ex sindaco Massimo Bitonci, che era stato invitato da Giordani, dato che l'opera era stata iniziata durante la sua amministrazione. Presente invece Maurizio Saia, ex assessore alla sicurezza proprio della giunta Bitonci, che poi ha lasciato e che non risparmia ora un attacco al leghista. Tonci, se non è venuto, avrà avuto i suoi motivi, forse non voleva incontrarmi, forse non voleva sentire le parole che ho appena detto, cioè che quest'idea di cui si è appropriato completamente
avesse avuto almeno la decenza in campagna elettorale di star zitto. Ed ora andiamo a Vicenza, dove continua la polemica per il degrado in Campo Marzo. Ci aggiorna al telefono Federico Fusetti, sentiamo. Sì, buongiorno da Vicenza. Ieri sera fiaccolata e corteo dei cittadini per ancora la questione di Campo Marzo, la zona vicino alla stazione, teatro nelle ultime settimane di episodi di violenza, di criminalità, ma anche di degrado, con l'amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha chiesto l'intervento dell'esercito per aumentare i controlli che in effetti nelle ultime ore ci sono stati in maniera più consistente, un giro di vite che ha portato anche a vedere polizia, carabinieri che insieme hanno pattugliato quest'ampia zona di Vicenza. Ieri sera, come dicevamo, un centinaio di persone, molti anche bambini, famiglie, che hanno sfilato silenziosamente tra Piazza Castello e Piazza dei Signori proprio per chiedere alla città di riprendersi questi spazi un po' lasciati al degrado. Tra l'altro posizione degli organizzatori anche critica sulla richiesta di avere l'esercito a Vicenza, dicono l'esercito non serve, solo un'operazione di facciata, molto più importante che siano i cittadini stessi a riprendersi questi spazi. Per il momento da Vicenza è tutto, lì nello studio. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco con la seconda parte della prima edizione dei nostri telegiornali. Rieccoci in diretta con la seconda parte della prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora della superstrada pedemontana veneta, perché oggi pomeriggio in municipio a Volpago del Montello si terrà l'incontro tra Regione e sindaci del territorio dell'area della pedemontana alle 14:30. In sala consigliare i primi cittadini di Villorba, Spresiano, Povegliano, Giavera e Volpago faranno il punto della situazione con l'assessore regionale sui cantieri, le prossime aperture, la viabilità alternativa nei punti di intervento e soprattutto sui tempi di realizzazione dei nodi più trafficati del territorio. I primi cittadini chiederanno alla Regione anche quali opere complementari sono state confermate dopo la revisione del piano costi dell'intera opera. All'incontro seguirà quasi certamente un sopralluogo sulle zone prossime agli scavi. Ed ora torniamo a Venezia, dove la battaglia contro il degrado si combatte solo con i vigili. Vediamo cosa è successo. Assai prima della dichiarazione di guerra del Comune di Venezia, degrado e maleducazione, con l'aumento delle sanzioni e l'entrata in servizio di nuovi vigili urbani stagionali, alcuni gruppi di veneziani hanno sempre lottato per il decoro della città storica. Mercoledì sera un gruppo di volontari delle associazioni Masegna Nisioetti e Venezia.com ha rimosso con apposite cesoie i lucchetti che deturpavano molti ponti della città. Li vediamo all'opera in queste immagini girate dal fotografo naturalizzato veneziano Filippo Patì. Il ritrovo è stato alle 19 in campo San Bortolo, ai piedi del ponte di Rialto, racconta Matteo Secchi di Venezia.com. I volontari hanno dimostrato tutto il loro amore per il capoluogo lagunare, dandosi da fare con cesoie e anche tanti sorrisi. Tra la sorpresa dei turisti che affollavano in serata la città, l'operazione è stata portata a termine nel giro di alcune ore. Ed ora andiamo a Caorle con la vincita record di 77 milioni di euro. Il sindaco ora rivolge un appello al fortunato vincitore: si ricordi di aiutare il comune. Ci aggiorna al telefono da Caorle Anna Maria Parisi. Da Caorle più di 77 milioni di euro, appunto la cifra da record, questa vinta proprio qui a Caorle con i 6 numeri del jackpot al Superenalotto, soldi che fanno gola a tanti, a molti, specie alla comunità baciata dalla fortuna, con il sindaco di Caorle che ha lanciato un appello a chi ha letteralmente sbancato il jackpot: chiunque tu sia, aiuta il nostro comune, adotta un'opera, anzi meglio regala un'opera pubblica a tua scelta, finanziando il
restauro di un'opera esistente nel comune o regalandone una alla comunità. Questo l'appello del primo cittadino di Caorle, Luciano Striuli, per chiedere un tributo dal mondo della cultura e dell'arte. Lo chiede facendo leva sul senso della memoria e quindi della riconoscenza come testimonianza della fortuna elargita a chi che sia proprio dalla sua comunità, da Caorle, da dove vi restituisco la linea ed è tutto. Ecco, abbiamo un aggiornamento sulla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, l'arresto di un'infermiera in servizio all'ospedale di Verona per avere somministrato della morfina causando l'overdose ad un neonato. L'episodio risalirebbe allo scorso 19 marzo e prima dell'overdose il piccolo non aveva manifestato alcun problema né alcun segno particolare, tant'è che la sua dimissione era in programma per il giorno successivo. Ed emergono anche delle inquietanti dichiarazioni di alcune colleghe dell'infermiera che è stata arrestata, secondo le quali la donna avrebbe riferito di utilizzare la morfina ma anche le benzodiazepine per altri bambini per calmarli quando erano troppo agitati. Naturalmente ulteriori dettagli nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. E abbiamo ancora una notizia di cronaca. Nel bivacco di montagna con un Rolex da 37.000 euro veneziano derubato. Ad essere alleggerito del prezioso orologio un 43enne escursionista del Cavallino che il 1° di agosto ha raggiunto la zona di montagna sopra Venzone per un'escursione. Di notte si è fermato presso il bivacco Casetta Coi e dove appunto si può bivaccare, dormire in sacco a pelo e mangiare. Di fatto, insomma, al mattino l'uomo si è accorto di essere stato derubato del prezioso orologio. E siamo al termine di questa edizione. Uno sguardo alla nostra programmazione serale torna come sempre puntuale dopo i nostri TG 20 e 10. Questa sera ospiti in studio il consigliere comunale veneziano Andrea Ferrazzi e l'europarlamentare Remo Sernagiotto. È tutto, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Buon pomeriggio. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. L'anticiclone Lucifero regna sull'Italia portando tanto sole ma facendoci anche assaggiare l'inferno con un clima che continuerà ad essere davvero molto caldo e sarà così fino alla fine della settimana. Poi già da domenica aspettiamoci qualche temporale sulle nostre regioni. Vediamo intanto il dettaglio del 3 agosto. Sul Veneto bel tempo soleggiato su tutta la regione, possibili soltanto un po' di nubi alte sparse sulle Alpi ma saranno del tutto innocue. Diamo uno sguardo alle temperature, farà un caldo eccezionale come anticipato, mai come ora, temperature massime tra i 33 e i 40 gradi ma punte anche di 41 gradi circa, minime intorno ai 22-24 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia, altra giornata di sole e di gran caldo ovunque, poche nubi sparse al massimo. Farà molto caldo con temperature massime previste tra i 34 e i 38 gradi, minime sui 24-25 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sole e bel tempo, salvo un po' più di nubi sparse sulle Alpi di confine e anche con isolati temporali. Anche sulla nostra regione farà molto caldo con temperature massime attese in valle sui 36-39 gradi, minime intorno ai 19-20 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli e sudorientali. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci! Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.